Veneziano, sono F1 Manager e siamo in Canada. Partiamo noni e undicesimi. Qualificazioni non positive dopo la bella prova precedente. Vabbè, lo sappiamo che tanto è così. È prevista pioggia all'incirca il 25esimo laps. Io direi che possiamo andare. C'è un bellissimo cielo azzurro che Non durerà molto, i Beppe. piloti sono pronti e non vedono Vai, l'ora raga. di iniziare Partenza il un po' Gran così. Premio del Canada. P. Vai! Luci spente e Si parte ragazzi. Cominciamo subito a bomba. Abbiamo Ocon davanti a Lando Norris. Noi dobbiamo tenere le gomme ovviamente per la sosta che forse anche un po' prima del, forse il 23, poi se la pioggia continua, pioggia battente continua. Ok. Non i decimi, Norris si piazza davanti. Go Norris, go. passo spettacolare della McLaren. Il problema del Canada l'anno scorso che abbiamo vinto proprio la gara incriminata, non registrata ma non postata. E si gode. Abbiamo entrambi le medium. E speriamo sia una gara ad alta tensione. Attenzione, vai, ti prego, Oko. Vai Oko. Oko a muro. Occhio, Oko. Non riusciamo a superare la mitica Alfa Romeo. E a caccia Ocon. Velocizziamo un attimo, adesso c'è proprio una bagarre incomprensibile. TRS attivo. Ok Beppe. Abbiamo tutte le medie soft. Ok. Teniamo un attimo così, se no rischiamo. Copy. Devo arrivare al 20esimo giro, non posso consumarle troppo. Vediamo se anche Lando ce la fa. Madonna, cosa è successo? Che cazzo è successo? E sono coinvolte più auto. Mamma mia. Guardiamola meglio. Non so se... Qui è Sainz. No, una roba incredibile. Mamma mia. Qui si vede chiaramente il contatto. Ha causato un sacco di danni. Contatto. No, non possiamo, è troppo presto adesso. Sì, ma questa era da red flag però, tre macchine ritirate su un colpo, una cosa incredibile. Forse potremmo provare magari a metterle... Mettiamole... Siamo al terzo giro. Potrei rischiare le hard. E però vado a bomba. Vado a bombazza proprio. A bombazza, come si suol dire. Proviamo. Ah no, ma ormai già... No, ormai... Annulla sosta. Non ha senso ormai. Mamma mia, che incidente. 3 ritiri più Sainz squalificato, cioè diciamo penalizzato. E delle big fuori, ragazzi, incredibile. Mamma mia, che gara che si prospetta. Se non facciamo cagate. Se non facciamo stronzate, qua viene fuori il garone. Ok, bene, anche così con la pioggia siamo tranquilli, possiamo tirare bene. Ma un incidente che stava andando veloce, una roba, cioè, da cagarsi addosso. Russell, Gigi Hamilton e Bottas fuori dai giochi. Però a mio parere era più da red flag, perché veramente, cioè, forse è meglio così per noi, ma incidente pauroso.
Oserei dire drammatico. Possiamo anche velocizzare un po'. Erano fuori dei competitor importanti, godo. Attenzione. Rolling start, rolling start. Copy. 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 E adesso bisogna pushare. No, non aveva senso dare i box, comunque è meglio così. Non aveva un cazzo di senso. E adesso vediamo Verstappen, Charles, Perez, Ocon, Gasly e Norris. E poi il resto. Mamma mia, ragazzi, c'è una tensione inaccettabile. Safety car in pit entry now. Yeah. E Perez ha messo anche le soft un pazzo che con le previsioni di pioggia è proprio the crazy. Adesso vediamo, attenzione perché veramente cioè, siamo solo al quinto giro ed è successo il finimondo. Stiamo attenti perché aveva una grande chance di fare grandi punte. Attenzione. No, Norris, no. Meno male. Mamma mia, ha perso solo una posizione. My god. Che rischio, che rischio. E intanto Ocon cerca di piazzarsi al terzo posto. Bravo Ock. Bravo, blau job Ock. Blau job Ock. Blau job Ock. E anche Norris, sono gasato perché sta gara può essere veramente pesante, se facciamo le cose fatte bene. Deve girare, cazzo, deve girare la stagione. Può girare. P5, P5, Norris in P5, sta volando anche Norris. Volano un po' tutti adesso. La McLaren sale e va avanti. Stiamo spingendo come dei pazzoidi scatenati. Terzi e quinti siamo e la pioggia sta per arrivare. E infatti la pioggia arriva prima ovviamente perché il safety car ha rallentato le macchine, quindi adesso la sosta è prevista con la pioggia al 19esimo laps. Che bello. Come si fa a non amare sto gioco? Fastest puro. Sorpasso spettacolare della McLaren. Fastest di Norris. Attenzione, stiamo parlando, la McLaren sta tentando il tutto e per tutto. Comunque gli sviluppi si vedono e Ocon è secondo. Ock è secondo, Ock. Doc Ock è secondo, Doc Ock. Dai che Ocon deve dimostrarmi tanto, cavolo. Comunque l'obiettivo di vincere il mondiale per il 2025, cioè, quindi voglio dire, abbiamo tempo. Mamma mia, e Ocon si piglia la first position. No, ancora no, ancora no. Nice job, mate. Nice job. Stanno dando tutto i nostri, tanto teoricamente dovremmo arrivarci anche così. Chiaramente Verstappen è un osso durissimo. Dai Ock, dai Ock. Ma sto ripensando all'incidente orribile, mamma mia, drammatico. Fastest di Ocon. E Ocon ce l'ha, tiro max. Le gomme come sono messe? Max le tiene ovviamente molto meglio. Norris è già crollato praticamente, ma c'è da dire che però qua tutti con le soft hanno fatto un errore tragico a mio parere. Contando che arriverà la pioggia. E la parola sarà da capire se mettere full wet. Attenzione tanto Ock. Ocon è primo in classifica, ragazzi. Ocon primo e Norris si potrebbe piazzarsi al secondo perché potremmo rallentare Max. Max resiste purtroppo. Max resiste. Use the overtake button. Copy. Adesso vediamo se Ocon riesce. Verstappen è forte. Verstappen purtroppo è forte. Occhio ragazzi.
E intanto Norris supera, incredibile Norris, oh, Norris è pazzesco. Norris è pazzesco. Possiamo alleggerirci un attimo. Teniamo secondo le gomme. Io ho bisogno di capire se Norris può farcela. Norris è primo, Norris è primo. Nice job. Adesso vediamo se ce la fa, Ocon. Io vorrei rallentarlo dopo Max. Siamo ancora però in zona di RS, Max. Max è ancora in zona di RS purtroppo. Qua Verstappen recupera tantissimo. Mamma mia ragazzi, Verstappen è là. Max è a sandwich tra le due McLaren. Mamma mia, stiamo usurando troppo le gomme però. La pioggia. Sì, la pioggia al 19esimo arriva poi però veramente sembra da full wet. Full wet, poi si abbassa un po', poi si rialza. Tutto da vedere. Copy, you're doing a good job. Ok, adesso Ocon deve farmi questo favore. Difesa Sorpasso spettacolare. e rallenta l'auto. Copy. Vediamo se ce la fa. Vediamo se ce la fa. Ti prego, sarà durissima, ve lo dico già, sarà quasi impossibile tenerlo dietro. Ma noi ci proviamo. Tanto Ocon supera Norris. Cioè, incredibile questo. Adesso deve essere Norris a farlo. Uno deve rallentare l'altro, c'è poco da fare. Mamma mia, che gara, silenzio. Siamo addirittura in doppietta. Mai fatto una doppietta. Siamo neutro e neutro. Carichiamoci un attimo. Gara incredibile. Uno dei due se ne deve andare. Questo è quello che interessa a me. Mamma mia, chiaramente le gomme le sto usurando. Bravo, questo deve fare, ma il problema è che c'è si stanno scambiando le posizioni. E ne approfitta Verstappen. Sono rientrati un po' tutti comunque. La Red Bull è avanti. Okay, use deploy. Copy. Ok, Norris sta in difesa. Vediamo che prima arriva la pioggia, meglio è comunque. Oddio, ai ai ai. La Red Bull passa. Crollo di Norris, non ha fatto errori, proprio crollo norrissiano. Norris in grossa difficoltà adesso. Le gomme sono quel che sono.
Ah, Norrisino mio. Adesso devo aspettare la pioggia, ovviamente. Norris in difficoltà, però. Forse sarà le gomme, non lo so. Verstappen se ne sta andando, abbiamo tenuto più che potevamo. Adesso facciamo fatica, purtroppo. Ora si fa You can fatica. defend against that. Copy. Ora si fa fatica, ragazzi. Velocizziamo un attimo. Rain is expected. Ok. Tutto a cannone adesso. We're now P7. P7 at the moment. Possiamo fare tutto a cannone adesso. L'Alpine è avanti ora. Ce la dovremo fare arrivare per la sosta. Anche se Norris non è messo bene con le gomme, eh. Norris addirittura settimo. Stay close. Confirm. Tanto Ocon è primo. Ottimo sorpasso per l'Alpine. Per poco. Inizia a piovere, inizia a piovere. Right, great. Confirm. You know, nice job. Inizia a piovere. La McLaren sale e va avanti. Okay, Lando, nice job. Okay, box now. Yeah, happy to box. Ok, entrambi ai box, devo mandarli subito. We have reports of slightly more rain around the circuit. Only light rain. Entrambi ai box, purtroppo devo far così. Qualcuno rimane fuori. Lando for left. Okay, understood. Dai veloci, dai veloci. There's a pit limiter in the Bravi. pit lane. Dai veloci, dai veloci. Bravi, bravi, bravi. Dai, 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 dai. Un po' su neutro. Okay, Stroll has pitted. Stroll has pitted. Gli altri vanno lentissimi, ovviamente. Sono stare anche attenti agli incidenti, secondo me. Vanno lentissimi gli altri. Doing a good job so far. Guarda come stanno rallentando. Vari mongoli. Sbrighiamo, stiamo perdendo tempo per niente. Sorpasso Incredibile. della McLaren. Use overtake. Copy that. Quanto tempo abbiamo perso. Troppo tempo perso. Ok. Siamo secondi e quarti, bene. E Ocon si piglia la prima posizione, bravo Ocon. Che cazzo, full wet hanno messo Verstappen e Gasly subito full wet. Mi sembra un po' eccessivo, eh. Good move, good move. Mi sembra un po' eccessivo. Vediamo, però è vero che la pioggia, siamo a 1,89. Sì, aumenterà sicuramente. Adesso dobbiamo cercare di tirare adesso. Siamo primi secondi, dobbiamo tirare adesso come dei pazzi. Ma forse hanno ragione loro, eh. Tutti sono su full wet adesso. Tutti sono su full wet. Se la pioggia aumenta velocemente, sono cazzi. Avversario in testa coda, avversario in testa coda. Okay, there are yellows ahead. Copy.
Qua veramente ci giochiamo tanto, eh. Dobbiamo tirare al massimo e sperare. Sta cominciando subito a piovere forte, purtroppo. Porca miseria. Potevo fare una e una, vabbè, pazienza. Box this lap. Still in. Norris lo tengo, a sto punto non lo so. Bel rischio adesso. Sì, sì, devo andare. Brutto errore qua. Errore qua dentro. Potevo fare 1 e 1. Non pensavo arrivasse così presto. And Box now stop in front of the garage. Yeah, confirm. Happy to box at the end. Era forse un bloccaggio. Terzi e sesti. Bloccaggio per Stroll. È un testacoda. Per fortuna che almeno ha fatto 2-3 giri a bomba, quello sì. I can't do anything, guys. Mamma mia come piove, signori. Oh, la Ferrari sale di una posizione. Sta diluviando, ragazzi. Testa coda manetta, so che piove. Gasly secondo, ragazzi. Gasly secondo. Sta venendo giù il finimondo. Adesso vediamo Costa recuperando bene. Yellow flag veloce, ma sono molto distanti gli altri, però. Va avanti. La pioggia sta diminuendo di C'è stato un brutto. bloccaggio qui. Sta riaumentando. Sì, sì, piove di brutto, ragazzi. Norris è sempre La quinto. Ferrari è riuscita a guadagnare una posizione. Adesso di nuovo quarto, bravo. E sta arrivando Ocon, sta arrivando Ocon. Mamma mia, Ocon è devastante, si è pigliato la seconda. Nicely done, nicely done. Sotto una pioggia incessante. Sì, è chiaro, sta arrivando anche Norris. Chiaro che Max è a 11 secondi, raga, eh. Pioggia fortissima. E adesso Ocon deve fare un miracolo. Tanto sta arrivando anche Lando. È arrivato anche Lando. Nice job. Ok, siamo secondi e terzi. Sembrerebbe un bloccaggio. Attenzione, l'artifice ne freghiamo. E adesso vediamo se è fattibile la rimonta su Max. In questo momento non vorrei neanche safety car perché stiamo guidando veramente bene, stiamo andando alla grande. Solo che è distante, adesso fare un po' equilibrata, dobbiamo tenere un po' la benzina per tenercela per la fine. Ecco, capio. La pioggia diminuirà nella seconda parte. Boh. Stiamo riperdendo, ovviamente. %% pioggia, sta diminuendo di brutto però adesso, eh. Yellow flag. Yellow flags, yellow flags. Copy. Bloccaggio Latifi. Ciò qua non mi sento però di andare già di intermedie.
Anche se la pioggia sta diminuendo. Questo è abbastanza oggettivo. Allora, 3 minuti e smette addirittura di piovere. Madonna, che cazzo. Non me l'aspettavo sinceramente. Quindi la pioggia potrebbe finire prima. La pioggia potrebbe finire prima. Qualcuno va ai box. E stanno passando all'intermedium. Vai box anche Max, aspetta. Potrei andare ai box. Con uno dei due. Ok, vado ai box con Norris. Ocone primo. Verstappen, vediamo cosa mette. Andranno probabilmente tutti sulle intermedie. Vabbè, vediamo se la pioggia leggera dopo. Ok, intermedie. Norris dovrebbe rimanere terzo. Perfetto. Bravo, ottima cosa. 9 secondi, è chiaro che lo facciamo andare ai box. Sono i box intermedi. Molto, molto bene. È chiaro che perderà la posizione, però va bene così. Ok. Bene, siamo secondi e terzi, proprio iper tranquilli. Chiaro che Verstappen è un po' in fuga. Vediamo se Norris riesce all'impresa, ma non sembrerebbe purtroppo. Yellow flag veloce. Sembra ci sia un bloccaggio. Verstappen! Ma è proprio Max! È proprio Max che sbaglia. Stiamo vedendo la Red Bull. Ha bloccato le ruote, ma Porca miseria. Va recuperato qua. Infatti siamo a 2 secondi. Ha paura Max, ha paura Max, ha paura il Conte Max. Sarà pioggia leggera adesso. Quanto ha recuperato Norris. Dai, proviamoci, dai che siamo, riperdiamo e guadagniamo, perdiamo e guadagniamo. L'è dura. Dopo tornerà pioggia pesante, mamma mia che casino sta gara. Gara non semplice. Invece la pioggia sta diminuendo. Sempre là Norris. Sei vicino però, Adesso Lando è vicino. Mamma mia come va sta McLaren in ste gare. Adesso qua veramente è un terno all'8, sinceramente. Però da un minuto pioggia leggera. Non dovrebbe peggiorare. E adesso Norris ci deve provare. Bravo Lando. Very good Lando, very good. E adesso vattene Lando, vattene. Ha bloccato le ruote ed è andato dritto. Vettel.
Allora, come siamo sicuri? Ui, cazzo, però Verstappen arriva fino alla fine, ho paura, eh. Confirmed. And save fuel from now, please. Save fuel from now. Sì, sarà un'impresa vincere comunque. Okay, keep looking after the tire. Copy that. Ok, potenza, potenza. Vai. E vediamo cosa combiniamo. Ha smesso di piovere. Copy that. Però dopo da 100% pioggia leggera. Bel rischio adesso qua. Chi si rischia? Chi si rischia andare ai box? Almost dry in pit lane now. Copy. È un rischio andare ai box. Mancano 11 giri, ma il pericolo, cioè 10 giri, ma il pericolo è rimettere le gomme d'asciutto per poi ritornare con la pioggia. Verstappen è forte, raga. Verstappen risupera Max. Cioè, risupera Norris. C'ha anche le gomme molto più fresche per La Red rimontare. Bull passa. Ho fatto fatica. Attenzione. 80% pioggia però danno qua, eh. Ma la posso provare con Ocon. Maximum pace now, maximum pace. Provo con Ocon, però non sono convinto di quello che sto facendo, eh. Perché devo marcarmi almeno con uno dei due per non fare la cagata biblica. Bloccaggio avversario. Qualcuno ha bloccato le ruote. Alonso. Adesso qua vai box. Stay back in. Vediamo se effettivamente arrivano la pioggia. Questo voglio capire. Pit lane speed limiter. Pit lane speed limiter. Bravi. Ok, Ocon è marcato. Let's have 100% pace. 100% pace. Confirm. Bravo, bravo, bravo. Dai, 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 dai. Ok. Vediamo se piove. La Red Bull è avanti. Rischio di perdere anche il doppio podio. Niente da fare, avevano ragione purtroppo. Avevano ragione loro. E mo si rischia. That's a good lap. Good lap. Dai, 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 secondi e terzi per piacere. Fastest di Ocon. Leclerc mi supera. Porca puttana. Non avrei mai pensato di avere addirittura sole così. Sarà dura per Norris, non ce la fa mica andare a prendere. Non ce la fa. That's a good lap. That's a Andiamo good per i lap. fast, ho perso un doppio podio proprio da stupido. Copy.
Ma che inizio di gara con incidente mostruoso. Ultimo giro per Max. Bravi. Secondo round, dai. Secondi e quarti. Potrebbe essere secondi e terzi. Pazienza. Ma bravo Ocon che si risveglia alla Per grande. Esteban Ocon è stata una gara da incorniciare. Siamo Norris 55 punti, Ocon sale a 34. Nella costruttore, ragazzi, siamo quinti, stiamo agganciando l'Alfa, eravamo stra indietro. Ci siamo risvegliati. E di brutto anche. Ok. Perfetto, punto sviluppo anche. E godo. Bei soldoni. Perfetto. Perfettel. Raga, ci becchiamo a Silverstone. Un saluto dal Comandone. Veneziano. Ciao!